Sarà passato tutto in corso oggi, posto che il pubblico è tutto studi corsi o corsovoni. A ringraziare i colleghi che ci hanno fatto piacere di essere qui per sa partura e io pido la parola 2 secondi dopo dichiarare forse a Diago Mutier d'apra un ciclo di stondi. Qui è una stonda, dunque sapete che per rapportare al suo programma di conferenze, poi ci sono i concerti o teatro di noi, abbiamo un ciclo di stondi e un ciclo di conferenze. In stondi ci sono quest'anno 3 intervenanti. Il primo oggi che apre, giusto appunto lo ringraziamo, che l'impegno sono monda, per un ciclo di 3 seanze nanta vola, a prima oggi il vilo di Avola, dopo ringraziamo anzi per la qualità di isotitoli. Isotitola di Ceriani Portivitiaccio, e io so Bonifazinco, una mica su magnifico plurale na. Isotitola Fola Vinita e poi un'altra è scritto qua. Dunque ci sarà di nuovo Fabian Landron che ci farà un ciclo nanta o cinema sardo e di nuovo Gian Guido Talamoni nanta o repubblicanismo corso che avrà di nuovo un ciclo colmo durante l'assistenza di qui. Abbiamo un ciclo di nuovo di storia, consulterete qui i programmi sono a disposizione, un ciclo di storia in partenariato con Jean Castellà e a Vilera di storia qui di Avlash. E poi di nuovo un ciclo più aperto che ci sarà qui conferenze in a salute, a politica, a lingua, eccetera, eccetera, come sempre, qualcosa di ricco, come sempre. E poi di nuovo tutto il programma di teatro e concerto, senza contare tutto ciò che si passa in giro al centro culturale universitario. Dunque, so mica se tu vuoi dire una parola d'accolta per Don Matteo Santini, che ci faccia un piccolo ciclo nella vola e con un assai piacere. Buona scienza a tutti. Io allora non ho di tanta fare nella Don Matteo Santini perché ci vorrebbe 3 o 4 ore per andare a spaziare da tutti i domini dove lui è, Uganto, e poi dopo sapete che l'Estato si è occupato dell'amministrazione dell'università quando lui era vicepresidente del consiglio di amministrazione, eccetera, eccetera, ha tanti impegni che ci vuole ringraziare di averci accordato queste 3 conferenze che hanno da sviluppare un filo di Avola, sino all'ultimo, quando Avola sarà finita, come l'ha detto un mio amico, direttore di un centro culturale. E ciò che voglio dire di noi è che Savola così è un programma che tiene queste 3 conferenze, ma che è studiata in noi attraverso parecchi programmi che potrebbero a misura in particolare usido l'associo di sostegno centro culturale che si chiama Interromagna Conduiere. C'è un programma che si chiama giusto appunto Spaziata in due le sono trattate vole. È stato per noi l'occasione di vedere altri colleghi e in particolare chi sono qui e che noi rivedremo, che l'abbiamo intervistati e lavoriamo in alcune scuole, e in particolare la scuola di Wiscuado, non a Vola. Abbiamo qui perché ha già di la fuletta di la vostra che a me hai detto di raccorta a me. Ringraziato. Allora, buongiorno a tutti, sono felice di inaugurare questa stagione qui, di cominciare questa prima stonda con un programma in 3 tappi che ho mandato non questa stagione, non l'estate, e per questo come ne vengo più, perché ho perso il video di già. Dunque, oggi rileggia di già un piccolo un riassunto che aveva dato per
per essere sicuro che gli essere dentro. L'ha chiamato Vilo da Avola, questa parola proprio popolare ribomba in mente e in cuore di ogni persona. Avola è colma di viaggio, di mistero, di intimi profondi che ognuno risente come essenziali. Avola tratta di sé, di l'altro, di giustizia, di luoghi strani, praticati o smenticati. Ma è una storietta paesitede o una filosofia di vita per ognuno? Questa questione oggi la tratteremo in una certa maniera e forse mica da un canto della storia paesitede. È vero che la storia a vola può produrre racconti che poi parlano mondo ai cittadini, ma parlano di noi alle persone maggiori e anche alle persone anziane. Allora una filosofia di vita, forza, è una filosofia che va più lontana che l'invenzione di una filosofia che ricorda la nascita dell'umanità, forza. Allora, chi conta in fin di conto, a vola tauso vilo, in suo vilo qui che mi ha cercato di rientrare, ed è massimo una vuna che mischia immaginaria e realtà, qui ne parleremo di noi, non è mica mancato. Davaci di più attenti e rispettosi, davaci di più immaginativi e attivi, come se il yoga di vita era stato messo in riassunto in una parola sola, fola. Allora, ciò che ha cercato di fare oggi è di entrare in un viaggio di avola e allo stesso tempo di contarvi una vola. Allora, io mai fatto, dice, non c'è un piacere di mettersi in pericolo, così, voglio dire, non so come mica perso, entra un anziano professore, colleghi, anziani studenti di 30 anni fa. Abbiamo passato un bel momento insieme e studenti di oggi. Allora, come entri in questo vilo di avola, forza questa viura da retto che è stata fatta da una donna, una istruttrice che si chiama Milano, un pittore durante da Iaccio che faceva opere veramente belle, che mi ha dato l'autorizzazione di io di questo viso qui. E forse per entrare in avola l'idea sarebbe di sapere se a vola fosse donna chi sarebbe. Se a vola fosse donna sarebbe una dea, ma chi dea? Una zaffilona, una vecchia dea che fila, che sta da un vilo di vita. So vecchie idee queste, ma forse una mica corrisponde a vola, perché in vola un vilo non si sta mica. Un vilo è continuo e questo vilo qui non si può rompere per una sola condizione, quando a memoria muore. Quando la muore a memoria, tanto si perde anche il medo e tanto sicuro che la morte c'è, la morte simbolica. No, una vola, se la vola fosse donna, sarebbe forse una dea, ma quella di natura, di vegetazione, di un ciclo di fertilità, di terra, di animali, di piante, di uomini, come Venere, Afrodite o Astarte. Qui sarebbe una rappresentazione di Astarte, una dea di un ciclo di vita, morti e rinascita, perché a vola prima giustamente su passaggio qui, tra la vita, la morte e un'altra vita a vena, una rinascita. È una dea pericolosa, non è mica una dea facile, ma è una dea d'ancia di noi. Dunque, tanto possiamo ispirare di montana sto vile e di tena rocca in conosco quello di Avola. Allora, per entrare in un mondo di Avola, normalmente ci vorrei passare per Crona di Laco. Ma qui non la faremo mica. Ma la natura, vedete qui, ci regala di tanti mezzi di passaggio per poter sentire questo mondo qui. E dunque vi propongo di entrare in questo mondo di Avola, una vola che mischia i passioni, i brami, i desideri, a uva di giorno, ciò che noi campiamo tutti i giorni, le nostre credenze, che trattano a tempo di a parti visibili di un mondo e a parti invisibili.
chiameremo queste due parti di un mondo dell'uomo un mezzo visibile e un mezzo invisibile. Una maniera di capire che in credenze popolari non siamo mica qui soli, ci può essere spirito, ci può essere anima in pena, ci può essere esseri che non conosciamo mica, ma che può essere qui che non vediamo mica. Ma secondo le credenze popolari potrebbero essere qui a posare accanto a voi, e forse accanto a me. Allora, questo mondo qui, il mondo di Avola, per camparlo, cioè campare vicino alla natura. Più ci allontaniamo dalla natura, di più campiamo con mezzi tecnici, urbani, di città, di un ritmo, mica di stagione, ma un ritmo di diari elettronici che ci danno impegni ogni giorno. Più ci allontaniamo dalla natura, più perdiamo questo mondo di Avola. E dunque più abbiamo difficoltà a tenere questo vilo che adunisce immaginario e realtà, perché a vola permette giustamente questo passo qui. Allora dicono che in tempo di una volta, in un paese lontano, c'era un re. C'era un re che, a forza di battersi contro quegli altri, era diventato povero. Allora campaia solo con sua moglie, in quel vidolo. E il vidolo, quando è cresciuto appena, ha detto, senti, non posso più stare così, allora, siamo arruinati, a parte di andare a cercare fortuna. Allora, questa parola qui, il babbo, quando gli sente questa fare qui, dice, senti, non ti posso mica obbligare a stare qui, capisco, allora, comincia a essere un uomo, sei obbligato a muovere e ti lascio parte. Allora, studiamo che da parte per fare fortuna non è mica il senso che noi daremo oggi a fortuna, non parte mica a cercare di fare soldi. A fortuna c'è già una dea romana che si chiama Fortuna, che è quella di destino, appena a bisfidola di quella vecchia che ti dà il vino. Ma a fortuna scrive un destino che può essere acconciato. Posto che nella vita ogni giorno possiamo avere segni di fortuna. E secondo la porta che noi apriamo, secondo il chiasso che noi pidiamo, possiamo evitare un chiasso di vita o un altro. Manca un chiasso o trovarlo quando era aperto. E dunque il fatto di partire a cercare fortuna è il fatto di voler partire a cercare a trovare la sua vita, a trovare un senso alla sua vita. E qui, a questo livello qui, a vola è di sicuro una filosofia, posto che questo vecchio re, che è invecchiato, che ha passato la sua vita a battersi contro quegli altri, di fatti ha tirato un'onda come insegnamento della sua vita, posto che invecchia e ha frustrato la sua salute, ha frustrato la sua vita, ha frustrato il suo dominio, il suo reame. E non ha più nulla a trasmettere al suo vidore che ha la possibilità di la galoppare. Dunque è una filosofia tremenda che ci faccia capire che forza a volo non è mica solamente un racconto per i cittadini. Allora, questo viaggio che va sto giorno è un viaggio che si ritrova in rituali antichi. Carlo Ginzburg, un storiano, ne ha parlato. Predica giustamente tutti questi viaggi di notte, di streghi, di maghi, di mazzeri, tutti questi sogni che vedono lo spirito promenarsi in questo mezzo invisibile. Non potremmo mica dire, ma tutti questi racconti qui hanno a che vedere in quei rituali che sono antichissimi. Antichissimi e universali. Sono rituali che si ritrovano in un mondo sano e non potremmo mica dare una data precisa da un punto di vista della storia. Posto che trattano tutte dell'iniziazione. L'iniziazione è una barriera per accrescere la sua spiritualità o per cambiare di stato. Sono un cittadino e poi diventa un uomo. Sono un uomo e entra in una società segreta. Sono un uomo e diventa
strego, o a diventare dottore, sciamano, o sono un uomo da diventare re, o sono una città da diventare una femmina. E dunque tutti questi rituali qui li troviamo dopo il Neolitico, le tracce si trovano dappertutto. E una volta possiamo avere motivi diversi, a chi rinvia a un rituale antichissimo di un Neolitico, a chi rinvia a un rituale di un Medioevo, a chi può rinviare a un rituale forse di un secolo, posto che il contatore è libero di interpretare, di aggiustare particolari che a un momento dato ne sono anche qui della sua vita. Ma lo schema di un rituale fermerà e sarà sempre qui. E dunque questa dimensione universale, posto che questi rituali sciamanici li possiamo trovare in Asia, ma possiamo trovare di noi in degli indiani d'America, si mischiano in quei rituali di crescita, chiamato così, la crescita, posto che l'adolescenza, non è mica una parola bella, mi pare, e poi in società tradizionale non esiste mica. Questo momento lungo che noi accordiamo oggi, a un giorno, il tempo che diventasse un uomo o una femmina. Diciamo, è giovane, c'è l'adolescenza, dunque l'adolescenza è un momento qui, si diventa uomo, si diventa donna, dunque il tempo di vaiconeria, il tempo di pensare contro i parenti, ma tutta la psicologia ha scritto mondo non sta a fare qui. Le società tradizionali non tengono mica troppo conto di questa affare qui. A capo d'un momento, o si vede ciò che lo diventi uomo e si vede ciò che lo diventi femmina, donna, e senza usò il tempo liminale, usò il tempo adorato di questo cambiamento sarà quello dell'iniziazione, quello di l'imparare, ed è questo qui che è contato nei voli di circa, giustamente. Dunque, è per questo di noi che a vola non parla mica di tempo, si dice mica che si è passato a dall'epica, si è passata tal stagione, no. A volte non t'ha rotto di un tempo cosmico, un tempo che non conosci che stagioni, conosci il giorno e la notte. Difatti l'iniziazione si va tra l'oscurità e il sole, il lume, e parla di un passaggio dal lume all'oscurità e dall'oscurità al lume, e qui su il viaggio di Avola e qui su di noi il viaggio dell'iniziazione. Allora, per i dati che toccano lo spazio è lo stesso affare, non avremo mica luoghi precisi, o allora saranno precisioni dati dai contatori per dare un interesse al suo pubblico. Dice, se è passata qui da rete all'università, o in Benago, o in Portivecchio. Ma di fatto una volta ciò che è interessante è di conoscere i luoghi che toccano le iniziazioni. A casa può essere un castello o un caseto, ma è a casa, è un centro, dove si passa, dove si trova l'anima di una persona, l'anima di una famiglia, l'anima di un paese. E in dire a casa di sicuro c'è un paese, e appena più lontano c'è un chioso, e dopo entriamo in una foresta o tocchiamo una montagna o un mare, e questi limiti si chiudono da Franca che non conosciamo bene in Corsica, posto che i paesi sono strutturati così normalmente, e sono i tappi di l'imparare di vita. Quando si è cittadino si sta in casa, poi dopo si scopre a piazzetta davanti, dopo si va a giocare in carruglie, e poi quando si diventa giovanotto o giovanetta si varca appena più lontano una foresta o darete qualche torre per fare questi due viaggi, e poi dopo la vita apre il campo. Allora, questi tappi di vita di noi sono tappi dell'iniziazione, li abbiamo ritrovati di noi. Allora, l'iniziazione parla giustamente di strovranca spirituale e di regola si interessa alla verticalità, alla relazione tra ciò che è sotto, ciò che è sopra
e ciò che è in passato. Tutto ciò che è in passato riguarda l'uomo e tutto ciò che è sotto e sopra ai divinità, ai lontinati, ai morti. E qui, quando il giovanotto parte da casa che là a uso babbo, a parte da momento qui, il tempo ha da ghiarghità. Non ha più adesso un tempo che scola così. E sì, il giorno parte una mattina e viaggia. Questa maniera di viaggiare così è una maniera di va perdere la riverenza al tempo giusto, il tempo che ti ha giovato per fare una conferenza, il tempo che si sbucina. Il tempo non si sbucina più. Il giorno viaggia, si perde e giunge in una foresta. E giunge dunque ai limiti in cui giustamente non c'è più sociale, non c'è più la sicurezza di Avamida, di babbo, di mamma, non c'è più nulla, si entra in Dio selvatico. E qui è a questo momento qui che c'è da volere essere uomo, di non appidare le responsabilità, con la sua paura, con le sue difficoltà, con i suoi impegni, con tutto ciò che può passare per il cervello da questo momento qui. Allora, Mircea Eliade, che è un antropologo famoso, ha studiato giustamente questo viaggio dell'eroe in vola e l'ha messo in paragone con i rituali che hanno esistito in Africa, in Australia, eccetera. Vladimir Propp di nuovo l'ha fatto un libro che si chiama Les racines historiques du conte merveilleux. E dunque, quando noi mettiamo in paragone ciò che è stato ricacciato da un antropologo e ciò che è stato ricacciato anche dalla letteratura, per parlare di ciò che si passava in tempo di Roma antica o nei tempi più lontani, troviamo un mondo in cui la rompitura tra la natura e la società non si è mica fatta. Vuol dire che l'uomo è in la natura, perché l'uomo fa parte della natura come l'altro animale. E questa maniera di concepire un mondo ad avere che giustamente l'uomo ha da pidare le parti, ma non sa mica da impatronisce di un mondo, ad avere ciò che lo deve durante il suo passaggio non la terra prima di morire di rivenire, posto che giustamente si rinvivisce in questa società qui. E dunque siamo in un mondo sacrato. Non c'è mica un tempio sacrato, non c'è mica un luogo dove la sacralità ci può stare, è un luogo dove tutto lo spazio che si apre davanti è sacralizzato, posto che in ogni scorno, a ogni momento, la sacralità si può manifestare e chi sarebbe la sacralità sarebbe giustamente a manifestazione o a lei che si può sentire tra un mezzo visibile e un mezzo invisibile, che ti parlare innanzi. Veda uno spirito, o senta la sua voce, o senta qualcosa, o di nuovo senta di naso, qualcosa che non è mica normale. Segni dell'altro mondo, si dice. E dunque, questo mondo qui permette di essere a un contatto di un sagrato, di un divino. Non è mica un mondo materialista che cerca significazioni materialiste per ogni affare che accade, ma al contrario, cerca di avere una lettura sacralizzata di ciò che si passa. Mica per ogni cosa, ma per i segni importanti, di sicuro. Allora, per i doni che si passa? I doni quando diso in tempo diso prime regole sono messi allo scarto in questa società qui. Sono messi allo scarto e hanno stato parecchi giorni insieme, un po' di giovanetti, messi allo scarto, sono tabù, dicono, c'ho più a toccare, c'ho la cale da canto. Dopo, secondo i rituali, hanno essere portati in un luogo appena di più scartato, vicino all'acqua, a Spisso. E hanno essere messi in un casedo che sopra il fiume, o allora in una casa scartata, ma in altura, senza toccare a terra. E hanno stato così parecchi giorni prima di essere iniziati dai doni di un paese, che hanno imparato tutto ciò che è una donna ed è a sua maniera per
per entrare nel mondo di persone maggiori. I maschi hanno essere presi da personaggi appena strani che spesso sono vissuti con i mascheri animali e sono vissuti di piedi animali di noi, ma questa apparizione qui, quando li giungono in paese per cercare di pidare i citadi, per portarli in foresta, la gente li vede nella faccia mica come gente mascherati, mica come animali ne manco, ma come antenati. Posto che vedremo per francare un mezzo invisibile o un mezzo visibile, o all'inverso, spesso i spiriti pidono un sviluppo animale. Troviamo nei racconti non tema seri, i viaggi degli spiriti di notte, ma si trova di noi nei voli, ne parleremo, si trova di noi nei miti più anziani, quando i dii pidono un'apparenza animale per andare a cortizzare un'umana, per un dito. Voilà, dunque, per capire questa affare qui, cioè pensare che quando è venuto un momento di iniziazione, ciò che si è da passare adesso, ciò che si è passato all'inizio dei tempi. L'iniziazione ricomincia i gesti che si sono fatti o che sono stati fatti da qualche divinità al principio del tempo, al principio dell'umanità, al principio di tribù. E tutto ciò che si dava adesso è una maniera di rinnovare il mondo. Non è fatto di pidare i giorni e di cacciarli da Sovamide, adesso è una maniera di rinnovare il mondo, di ricominciare i gesti che sono necessari a rinnovare questo mondo qui. E facendo così, di va da un citedo un uomo. Allora Francesco, lo chiamo così perché il mio babbo lo chiamava così, quando giovanotto che partiva da un castello, che viaggiava, ha finito per giungere in una foresta, ha finito per giungere in un castello. Aveva più corta perché normalmente passa parecchi tempi, parecchie notti a codare all'arbore, a figliularsi se non c'è un luminetto, se non c'è qualcosa, e un vidi nudo, e ha paura di lupa, ha paura degli animali. E a capo di parecchie notti passate così, ha visto un luminetto lontano, e andate a trovare un castello. E quando giungi in suo castello, entri, e il castello è biotto, non c'è niente. Ma c'è un tavolaccio davanti, e in questo tavolaccio qui c'è roba a mangiare per 50. C'è tutto da mangiare, c'è signari, c'è meroli, colomboli, ci sono anche i pesci, c'è vino buono di quei tempi, c'è tutto. E Francesco, non sa mica se tu devi mangiare, comincia a chiamare, e arrivati con dei scali, comincia a figliolare bene, e a un momento dato senti, Francesco, gli capre tu becco. Quando lo sente così, allora dico, ma c'è qualche sì, ma a boccia non mi pare mica tanto. E si avvicina in una stanza, in un armadio, c'era una capra. E dice, come, sei tu che parli? Dice, una capra che parla. Allora, ha detto, sta attento, Francesco, va là, mangia ciò che tu vuoi, ma a mezzogiorno in punta va là o diavoli, poi essere ancora diavoli, un demonio, e un mago. Andava là e ad aprire perché sei in casa sua, ma tu non devi dire manco una parola, manco un zitto, nulla. Se tu dici qualcosa sei morto, sei lecco. E così ad durare parecchie volte, aveva più corto di noi perché a volte dura più tempo che la conferenza, ma Francesco da sta zitta muto, e il primo giorno un mago da lampare al balcone, e io da una amica da essere avverto ad ricordare l'antoso arbore, l'indomani ricorda, vedi, a capra una più da un capo di una città, di una giovanetta, e il resto è in animali, ma dunque comincia a cambiarsi. E dunque il secondo giorno tieni un colpo di noi,
e il mago lampa nuovo, acceso, ma un brucia mica. E il terzo giorno, allora, a Giovanetto non è più capro, non è più che i zampi, è tutta una persona, una bellezza, un fiore. E tanto gli dà un appuntamento l'indomani mattina a spuntato giorno, di viene a cercarla, a parte, a fuggia. E Francesco da mancare questo appuntamento qui, così di no, a vola è troppo bella. Per chi pensa a città, si addormenta tardi e l'indomani è spuntato solo e dorme. E quando si arriverà, quando andava là, il castello sarà sparito. No. Ma per arrivare ai rituali, i cittadini quando li sono cacciati da Avamida, di già i mammi piangono come se si dava d'amore, cittadini. Sicuro che ha d'amore intanto che cittadini, di modo simbolico, ma non ha mica d'amore in vero. Ma piangono gli stessi. E dunque i cittadini sono portati in foresta e qui mettono davanti e devono stare senza parlare. E troviamo aspetti rituali. Dopo devono stare senza mangiare, ma dopo gli danno a mangiare una roba particolare che qui gli ha l'iniziazione. Dunque questa mangiusca che deve essere presa o mica e gli ha l'iniziazione si ritrovano così. Dopo i cittadini che sono iniziati sono appena straziati. Li tazzano un po' a piedi, li mettono anche i colpi di volte per induriscerli. E ciò che dove c'è un mago a Oglione è la stessa affare. Dunque ritroviamo un po' tutto ciò che si passa durante il rituale, lo ritroviamo qui. E sta capra non all'armadio e a città di cui parlai innanzi, che è una città da tabù, posto che giustamente l'ha messa in altura. Il fatto di essere animali, sicuro c'è l'aspetto legato all'inviluppo per viaggiare da un mezzo invisibile a un mezzo invisibile, eccetera. Vuol dire che gli animali di voli sono spiriti, sono morti, che hanno iniziato di nuovo l'altro. Ma sta capra che si tramuta piano piano, che si cambia in città, questa metamorfosa qui è una metamorfosa di nuovo iniziatica, diventa una donna. Capro vuole mica dire che era animale, ma non era anche donna, si va ci donna di nuovo con la sua iniziazione. Vuol dire che le iniziazioni di femmina e dell'uomo sono liate di nuovo qui. Forse in tribù mica, ma non racconto così. Il racconto permette di mischiare appena tutto. Allora, tutti questi rituali qui, che sono fatti dunque da uomini mascherati o pinti, che facciano paura, portano i cittadini sempre in luoghi scartati. In Avola, qui abbiamo parlato di castello, dove si faccio le iniziazioni, non abbiamo paragono, ma ci sono altri voli dove Giovano o a Giovana pide un battello per andare in un'isola, o si può giungere in montagna e in un deserto. Può comprendere, ma è sempre un luogo scartato. E qui l'iniziazione pide tutto il senso. Per i sciamani spesso si perdono in montagna, vanno in un tavono di Scod, di Cantono, mica Scod a bordo di mare, di Cantono, e stanno qui parecchi giorni, parecchie notti, aspettando gli animali totemici che la dà a iniziare. E qui di noi è un animale, e l'animale è sempre uno spirito che viene a iniziare. Ecco, questo mondo di morti, non si può mica morire, posto che siamo di morti. Per questo che questo giorno che è straziato durante i giorni, o tempo e tempo, posto che il tempo non si spuccina più normalmente, non muore mica porsi delle lampate al volo, non muore mica porsi delle tazzate a pezzi, posto che siamo in un mondo di morti, non si può mica morire due volte. Dunque è una maniera al contrario, di rinascere. Allora, qui in Savoresta, Francesco ha viaggiato durante un bello momento per cercare il castello che l'ha perso e per cercare questa principessa che Paride era innamorata, dunque era una catastrofe di perderla.
E gli stessi si ritrova perso come al principio, e viaggia, e viaggia, e viaggia, e viaggia. E un giorno casca c'è un casedo, e in un casedo c'era, davanti al casedo c'era un vecchio, una barba lunga così. Francesco si è avvicinato e dice, oh sì, scusatemi, mi chiamo Francesco, così e così, non avete mica visto passare un castigo, no? Allora, in questione, se una prima qui in caffè, di buono, cioè chiamarlo meno in bianco perché c'è un problema. Ma nel mondo di lavoro, no, e tu dici no, perché gli spiego ciò che si è passato e tutto, ha detto, sta senti, hai un teso un fromo stamani, hai un teso qualcosa, ma allora non so mica se è un castigo, perché ciò che tu va a stare con me stanotte, e così mangiare un pezzo e dormire qui, domani viaggiare. E così faccio Francesco, passa la serata ancora e l'indomani mattina o gli dà un pomo, dice te, se tu vai viaggiando ti mangeresti questo pomo e gli dici, sta senta, a continuare così e a cascare un mio fratello e ho tanto l'ha visto passare, capace hai visto qualcosa, poi tu dici, ed è più lontano, e Francesco viaggia. E ho montato un giorno dopo, sempre chiudendo con un toso arbori a notte per viaggiare, vedo un casedo lì stesso, con un vecchio davanti di noi, un vecchio una barba più lunga così. E lì stesso vicino e dice, oh sì, scusatemi, è un fratello che mi manda, e così, non avete mica visto passare un castello. Dice, l'ho già visto passare, è passata una vitezza, ho fatto un fruscio terribile, veramente un bello castigo, francamente. Dice, allora, non sapete mica dove è andato? Dice, no, è andato per una zona, ha preso questa direzione qui, qui è la stessa affare. Dice, state con me, mangi qui, domani se vuoi andare a vedere un mio fratello, me l'ha già visto il suo, no, ma un altro fratello, siamo tre. Siamo tre, prima che ti ho visto ha 100 anni, dietro lui 100 anni, ma l'altro fratello ha 300 anni. E io tanto, e poi è un maestro dell'animale, tanto ho ancora visto passare qualcosa. E l'indomani parti, e viaggia, e a un mantolato, giunge in una carriatura e sente una specie di rimiscio, un tazzo, c'erano animali che si battivano. Vicino, ma te ha paura, senti il brione così. Allora, si avvicina piano piano e vedi c'era un leone che si batteva con un'aquila perché c'era una vacca morta. All'epoca non era nemica, ma era morta così, forse di vecchiaia. E si litigavano per mangiare. Allora io dovevo passare così piano piano in fuggina, senza arrestarsi, e un colpo senti, amico, state qui, per un leone che chiamai. A te ha paura? Ha detto, no, non abbiate paura, venite pure. Voi siete un uomo, siete di buon giudizio, cioè te riesci a fare spartimenti. Allora, dici, che posso fare? Allora, poi ti va ai spartimenti, siamo tre, non ce l'abbiamo mica a spartarci. Dico, come siete tre? Siete due? No, c'è una formicola che sorte dal capo, dice, no, ci sono anche io, e siamo tre. Allora, i spartimenti. Ci spartimenti, quindi noi ci troviamo in una simbolica di aspartere da Mondiusca che si ritrova nei rituali, ma passiamo in furia. E sono i morti che domandano un aiuto qui, inversato nel mondo dei vivi, che sono i vivi che domandano l'aiuto ai morti. E allora dice, sta, senta, o capo, ti ha dato a formicola a te, perché tu c'entri dentro, ti puoi fare anche a tua casa qui. Entri, sorti, mangi, ce n'è abbastanza per tutta la tua vita, sei tranquilla. A formicola dice, d'accordo, mi faccio piacere, ti ha già dato un corpo, caccio un corpo così, e gli dà. Dice, tu hai bisogno di me, una rica chiamarmi, e questo corpo qui, vedrei che ti aiuterà. Dice, a te l'acqua ti ha già dato tutti i trippi, tutto ciò che è modo, non mica identico. Tutto questo affare qui ti ha già dato, te ancora te, il cuore, i polmoni, ti pidi tutto. L'acqua ha detto, mi basta, mi sono contento, ciò che mi ci voleva, vabbè. E dice, e a voi o gioré?
diceva di O, e ma già, o re degli animali, dice, beh, e di tutto il resto. Un leone ha detto, boh, tanto sente, questo è uno spartimento, un vero spartimento, questo è mica, francamente, allora, ti dà un ciuffo, ti do un ciuffo, e se tu hai bisogno di me, dice, forza di 100 leoni. Allora, là, quello che ha visto fare qui, dice, ma anche io ti do una piuma, e se tu hai bisogno di me, non avrei che chiamarmi, e vedrai che ti aiuterai. Bon, e così passa. E dunque ci troviamo in un momento in cui avevamo a tempo sta lei tra i vivi e i morti, inversati, quando qualcosa si passa in un mezzo invisibile, è inversato accanto a quello di un mezzo visibile. Dunque, di regola nel mondo dei vivi, nel mondo visibile, domandiamo aiuto a quelli che sono in un mezzo invisibile, sia Dio, sia anziani, antenati, morti, spiriti. E qui è il contrario. E tutto il viaggio si va dunque tra lume e oscurità, o va cercare il lume cadendo lontano dall'arbore per vedere ciò che si passa più lontano, per cercare un viaggio. Bon. Infine, Francesco giunge al casello del terzo fratello e gli domanda, ti hai visto passare questo castello? E dice, no, non ho visto nulla. Allora Francesco qui allora non può più, dice, ma no, io non l'ho mica visto. Dice, no, ma hai già chiamato l'animale. E comincia a chiamare, e giungono tutti, i leoni, l'aceti, i zignari, i topi, i ricci, giungono tutti. E dice, allora, ti hai visto passare un castello e tutto? Allora, l'animale dice no, dicono tutti no, non abbiamo visto nulla. Poi un momento dato c'è la scrittola è una ciduccio così, dice, no, ma state sente, manca a mia amica, Columbolo ne ha ancora giunto, tanto l'ha vista. Dice, ma aspetteremo a Columbolo. E poi parlano così di Castello. Mico Castello a capo un momento fa che a Columbolo, a sfiatata, non ne podia più. Dice, se vuoi sapere ciò che mi è accaduto a me, allora io che c'è passato? Che c'è passato? Io sto passando un castello. Allora è giusuitato. Allora è andato lontano, non ne posso più. È giunto in un luogo, si chiama i Tre Montagne di Neve. È giunto là e si è fatto una neve e è sparito. Allora che ha fatto? Io non gli posso trovare nulla, è entrato una neve, è infermato che non stava venuto così, non ci poteva mica entrare. Allora me ne sono voltato e sono qui. Francesco dice, oh, mi può portare qua? Dice, no, non posso portare nulla, animo e sono troppo stanco, anche che mi riposo e tutto. Allora, o ha detto, per stasera statene qui e domani vedremo. E l'indomani Francesco dice a Colombo, dice, stasera ti sei riposata bene. Dice, no, non mi sento mica di parte veramente lontano. Avevo tutta l'idea, calcia la piuma che non via e dice, forza di centacoli, diventa un acolo a tamanta. E dice, tieni conto, non ti mi spino e andiamo. E così, Vani, a parte mi c'è scritto, dice, no, venga anche io, perché io già potevo entrare, non t'avono. Allora, parte, anche a scritto, e bolani. E questo bolo qui, questo bolo di l'acqua, così che sopraniglia il mondo, e poi giunge ai tre montagne di neve, da un punto di vista simbolico, c'è la montagna, c'è la cifra 3, e a neve, o bianco, dunque siamo nelle iniziazioni complete. Voilà, dunque, e giungono là. E allora, giunti là, ha scritto sulla fala, e quando la ricordo dice, da sotto qui c'è un altro mondo, è come qui, ma è da sotto. E c'è un castello, ho visto un uccioso, c'è un castello e tutto. Allora dice, ma come puoi entrare, quando discussioni, è più corta di noi. Francesco dice, state attenti, allora bene potete rientrare. Rientrate, ma già e Francesco, con il corpo della formicola, la trasforma in formicola, da entra, e da riesce a fare fino al castello del mago. E qui il castello del mago è per giungere al castello del mago, cioè entra per una porta di pietra, qui è a Nivi, ma è la stessa, tra il cristallo, l'acqua e la pietra della montagna, la simbolica, e qui di pietra, la porta è come una zappara.
E qui da chi mette in contatto in cui spravondo, ciò che su, le divinità che stanno da sotto, e un mago viaggia su la terra, dunque vuol dire che gli ha le divinità di sotto terra. Qui è un luogo di noi dove viaggia a Sarpi. A Sarpi viaggia tra i petri, tra i cantoni, tra i tavoni, va ancora in acqua a Sarpi, e poi davanti all'arbore. È un animale straordinario. E per questo che è so simbolica e forte. No? E a Sarpi perde a piedi. Perde a piedi, dunque rinasce. Da sotto la piedi vecchia c'è una piedi nuova che gli permette di parere sempre giovane. Non perdi i capelli, ma bon, non cresce di più. Però, sto poco. E, ma oui, je teniamo. E dunque, Francesco giunge così, su tutt'are, giunge davanti al castello, e entri piano piano, e vedi la principessa che è diventata una femmina normale, più da sua forma di giovanotto, si va a civere, la principessa dice, ma chi ha fatto, ma come sei venuto qui? Bon, non mi pare, si ritrova, e Maida dice, ma capisci, Francesco, è impossibile, come mi puoi scappare da qui? Ha detto, come mi ha tombato un mago, quando è innamorato si dice, tu non ha tombato un mago, e ha tombato un mago, tu, come va a tombare un mago? E beh, ha tombato, come c'ho a tombarlo? Ha detto, tombarlo è impossibile. E come è impossibile? Per tombare un mago, bene, vedi un po' il balcone, vedi qua c'è una tigre. Vedi qua davanti al casetto, qua c'è la tigre. Beh, questa tigre, c'è la tombarla, c'è la sdrigiarla. Quando sarà sdrigiata da sorta da suo corpo, da sorta una colombola, cioè chiappa la colombola a bolo, cioè la apre di nuovo, cioè la pida l'uovo che c'è dentro, e l'uovo ce la vuole lampare in fronte al mago quando lui dorme. Ha capito? Dunque è impossibile. Francesco dice, ma vero, è impossibile. Noi conosciamo il principio, dunque sappiamo che ci sono gli effetti magici che ne agiscono, e dunque Francesco potrà tombare un mago, posto che giustamente si trasformerà in leone per tombare la tigre, in agola per chiappare la colombola, per aprirla, e pidendolo aspetterà che un mago dormissi, dovesse a sua siesta, per lampare in fronte, tombare e voltare di nuovo qua principessa non lo spino di lago, vedete come bella viura qui. E qui è una viura sciamanica di nuovo, di un viaggio che noi ritroviamo aussi. Dunque, come finisce in questo vilo qui? Posto che potrebbe continuare perché non siamo ancora giunti dei parenti, né noi non sappiamo se è su matrimonio e non c'è mica da giungere apposta, perché è un vilo così sempre vivo e sempre all'aria, come l'acqua. Per vedere che giustamente una volta niente a che vedere con un semplice racconto per i cittadini. Parla ai cittadini, ma parla alle persone maggiori. D'altronde siete stati di più attenti quando gli faccio un corso. È normale, perché c'è un interesse qui, parla all'anima della persona e c'è qualcosa di veramente profondo che reagisce, posto che c'è tutta la nostra memoria collettiva che c'è dietro e che muove così. Dunque, a Dea che ci ha aiutato qui dietro, una bella città da startare, non c'è mica rompere gli stacchi, ma è una bella città. E dunque è questa qui che noi ritroviamo sotto la forma di una principessa, che aiuta l'eroe a affrontare, a passare i tappi e a vincere piano piano. E Ida di noi che tiene i frutti di terra, perché un mago, quando da tiene sotto terra, tiene di noi i frutti di terra, posto che sono i morti che tengono i frutti durante l'inverno, e si sa che c'è tutta questa concepitura religiosa di nascita, di vita, e di morte e di rinascita di vita, secondo questo calendario cosmico. Voilà. Dunque, questi frutti ci vuole di volta andare a cercare non rispondere di morti. Voilà. Sono mica dati così, cioè andare a cercare, cioè a fare sforzi, ed è forse così che si diventa un uomo, che si faccia l'affare per sé e per i suoi. Siamo venuti a vini di questo momento qui. A ringraziarvi.
dai 6 figli via a Barulla, perché ci ha portato lontano. Diciamo con Padrigia a un momento dato, ma quelli che nel campo magico, siamo noi o è quello che parla? Abbiamo visto parecchie volte che abbiamo l'impressione di non essere più la stessa persona in faccia, diciamo, di un altro mondo, da tanto che lui conta bene, non solo spiega bene, ma conta bene. Allora forse ci vorrebbe appena un nostro buon senso pratico, realista, e forse c'è qualche domanda anche difficile da buone a un conferenziere, per cacciarlo da questa specie di incanto, lui l'ho già messo, e poi dopo dici appena cosa è veramente la folla. Forse avete poche domande, poche critiche da fare, o complimenti, mica complimenti, complimenti da domandare. Allora, io sono stato assente con assai attenzione. Al principio il conferenziere ha parlato di natura. Ha detto che quando l'uomo si spicca di natura, si stacca dallo spazio dell'immaginario e lo spazio di avola, non è vero? Io penso che quando l'uomo si spicca di natura, che entra nel mondo della società d'oggi, ha bisogno di un mito per accompagnare la sua vita, e poi entra tanto in dello spazio di avola e in dello spazio di un mito perché chi ne ha bisogno. C'è una dualità tra la natura è feconda in materia di mito, aiuta, certa. Gli antichi campavano di un mito ne hanno bisogno anche lì, faceva parte della società, ma quelli che campano spiccati di natura non hanno bisogno di noi. No, mi sbaglio? Chi ne pensi? No, assolutamente mica. No, allora, non vogliamo mica va di noi una parte non ta ciò che rappresenta e ciò che ha funzione di un mito oggi nella nostra società, ma di sicuro che si vede ogni giorno, ogni schermo che ha dimensione mitologica è presente in di luogo, perché i sogni dell'uomo, i sogni vondivi di poter campare di più, di avere un'ora più, i sogni di essere qui e in altro, i sogni di bulla, i sogni non so mica di tutti i sogni che sono al di là di possibilità dell'umanità quando da nasci, così deboli, a tecnologia, a risposta al mondo a fare. Si pide un avione, si va più fuori in un avione che non sta l'acqua. Si pide una fusione, non se ne parla manco. Pidete un telescopio, potete vedere i steli i più lontani. Se voi mettete una webcam e potete parlare con gente che non sono mica qui, è magia. Ma tutta questa magia qui è una mica risposta ai domandi fondivi. Da dove veniamo? In dove andiamo dopo la morte? Chi sono questi rapporti in che spiriti? Sono veramente bucci o queste credenze qui hanno un fondo reale? Per quelli che ci credono. Dunque c'è questa ambivalenza qui. La tecnologia ha risposta a un mondo affari di sogni dell'uomo, ma una mica risposta a queste domande fondive esistenziali. E queste qui trovano esempio usuali una volta. E per questo c'è sicuro c'è questa domanda qui. Ma diceva un'emica a vola che un'emica che faccia che dà una difficoltà di capire. A difficoltà, ciò che dice quando l'uomo si stacca dalla natura non la capisce più, non la sente più parlare, ma lo racconto,
ognuno capisce, pure quello che sta in New York, un sito non ha mai visto una foresta, capisce la foresta, l'ha vista in schermi, alla tele, l'ha vista dappertutto, l'ha fatta gioia, ma non ha mai campato una notte in foresta. E non sa mica ciò che dicono i rumori di notte in una foresta. Allora, oggi, forse sì, con il turismo appena assegnato che c'è ora, gente che vanno a cercare un'esperienza, di senta ciò che si passa e tutto, ma sono gente giustamente che sono in cerca di stare qui, gente che sono in cerca giustamente di richiappare ciò che la società ha perso a un livello globale, dopo sicuro a un livello personale, individuale e forse a un livello della gioventù di più in più c'è questa domanda qui, e tanto meno. Massimo che questa natura sparisce con il riscaldamento climatico e tutta questa problematica che noi conosciamo e che fa che si sa ciò che noi abbiamo oggi, mica ciò che abbiamo domani, dunque forse di andare a avere ciò che non vedremo forse mai più e ho fatto di andare a averlo tutti insieme forse è anche una difficoltà di più perché non possiamo mica ricevere tutto il mondo in stile qui allo stesso momento e qui tanto tocchiamo un'altra problematica che è turistica, economica eccetera. Altre. Volia giusta che tutto ognuno è sofferiste di noi. Tutto ognuno è sofferiste. A foresta in un mondo di lavoro non è mica forse un luogo selvatico, può essere un luogo di umanso e riempie i misteri di foresta. Bon, non mica da spargerci troppo. Grazie. Don Mathieu, ci hai pensato forse con te me, su bisogno G. In tutto ognuno hai fatto a lei l'universale e hai capito che in tutte le civilizzazioni si trovano, giusto appunto, si trova questa memoria anche fondia. E d'après me, questa memoria fondia risorte oggi di più in del cinema. Penso a serie americane come Game of Thrones, come Penny Dreadful, dove si trovano tutti questi personaggi come Estrella, come tutti questi personaggi che vengono all'aldilà. E dunque, quando noi vediamo questa affari qui, noi, tanto più gente di nostra generazione che hanno inteso e vole, c'è surriverente, ma gente che non hanno mai inteso vole, sono assai attratti da questo cinema qui perché chi d'après me come una vola bodicida a memoria vonda vundia su cinema qui può fare gli stessi affari secondo me assolutamente mi piace anche a me mi piace anche a me la sola differenza è che se tu hai rimarcato i viuri che ho fatto passare fuori di questa qui perché c'è uno sguardo da AD che è obbligatorio ma fuori di questi qui ho fatto passare figure che sono evocatrici. Non sono mica figure in cui ho messo una rappresentazione di un mago o di una strega o di un spirito. Ciò che deve fare al cinema è che deve fare vera. Non c'è più piazza per l'immaginario. È dato, è qui. A ciò che deve fare il gattino, a ciò che deve fare il castello, a ciò che il castello di Walt Disney è stato qui di Perrault e Perrault era qui di Château de la Loire ma perché è bello, mi piace anche a me, mi è piaciuto e mi piacerà sempre tutta questa mitologia di Disney e tutto ciò che è fatto al cinema è tutto bello ma la differenza con ciò che si passa quando si conta l'orale come è fatto ora è che voilà, metto in opera solamente un affare l'evocazione e con le vocazioni ognuno con il suo immaginario costruisce il suo proprio castello, faccia la sua propria foresta, faccia il suo proprio chiasso. Voilà. E qui c'è creazione e creatività. Allora, non impedisce mica i due, posto che si può andare a vedere al cinema, ma voilà. Ah, di sta mancanza qui. No, ma qui c'est sicuro.
Qui è sicuro e possiamo pensare che potrebbe essere una moda un momento dato, ma ora sono 15 anni non c'è più che film di vampiri, di streghe, di cose, un sorta di più di divinità. Donc è vero che c'è una mancanza di questa volta. E perché è una mancanza? Perché per me non è mica una mancanza, perché non è mica il suo rapporto con la natura. E portanto un immaginario viaggia, proprio è. Ma non è mica il suo bisogno, perché, bon, dice radio, a mia generazione è quella che è vicina alla pop culture. Tutto questo. E il cinema, i libri ci hanno portati questo. Ma il nostro immaginario funziona quanto qua. Tu qua, e tu parli, domattina, tu parli di avoresta, ma a Gida di noi, può essere una foresta urbana, dice radio, perché quando noi parliamo di leggende urbaine, vuol dire che a un momento dato c'è stato un bisogno da quelli che campano in città e di ritrovare a un momento dato di va su una mitologia. Padrizzi ha parlato do cinema, Penny Dreadful, che si passa infine all'epoca victorienne. Ma se noi pidiamo a Le Seigneur des Anneaux, a un momento dato è una mitologia che è stata costruita, creata da. E se tu pigli i comics, di noi è una mitologia moderna, non si passa mica a ora di Gida. Fede, la maggior parte di personaggi che dicono di Marvel, perché conosco, campani New York. Dunque, certo non è mica su bisogno di andare a cercare in natura. Dicerai che la natura qui è l'ambio, di vicinanza, di tutto ciò che fa, dicerai lo dinca di queste persone. No, ma hai ragione completamente. Qui on a già parlato che di lei tra il racconto, i credenze popolari e i rituali. No, ma se si possa rispondere, no, ma giusto per dopo è sicuro che sono discorsi appassionanti e ne parleremo anche dopo. Di sicuro a città può essere una foresta, ma allora qui all'inverso, per gente che sono di paesi, tu metti in città, sono già persi al principio, ma a città può essere pensato come una foresta, come un labirinto. Voilà. Più da tutto spazio di iniziazione può essere anche un spazio, giustamente, anche tutto Star Wars e tutto ciò che è nato da Reto, quando Attar era traconosciuta, hanno cercato l'alterità al di là dell'umanità, dunque uno spazio e tutto. Una vola. No, ma qui allora è un'altra tematica, non ho mica parlato oggi, tutta riflessione in una narratività di un racconto, tutto ciò che è stato messo in opera in Hollywood per giustamente costruire scenari che saranno capiti e piaciuti da tutti a un livello universale, a rispondere a uno schema mitico. Voilà, questa è un'altra discorsata, non voglio mica sfruttare tutto oggi, ma è un'altra discorsata. È sicuro perché? Perché un mito a vola è uno schema narrativo universale. Visto ciò che ha giudito dal principio, ognuno capisce. Quale sia l'epica, la cultura, la civilizzazione, ognuno capisce lo schema narrativo mitico, posto che da rispone non da archetipi, ciò che Jung chiama archetipi. Sarebbe una sciarpa di programmazione fondiva per ogni umano in cui un po' di vivere che sono spartuti da tutti gli umani. E qui è sicuro. E ne parlai con un studente a Rimani, mi parlai di un libro, donc un specialista di un scenario americano, di Hollywood, aveva giustamente tutta questa scompartera di narratività di Avola e ha talmente successo che i tipi che figliolano, che ricevono i scenari,
se a pagina 10 non siamo mica in rompitura di tal funzione a tal funzione, o a pagina 90 non siamo mica in vrancare una funzione a un'altra funzione, dietro uno scenario. Vogliono assolutamente avere, e quelli che scrivono veramente per rispondere su schema, è un po' troppo. Ma è così, penso che il libro si chiama Save the Cat. Save the Cat perché è un obbligo per questi scenaristi qui di dire che al principio di un film, il personaggio principale fece qualcosa di bello, donc salvare un gatto, qualcosa, perché il pubblico gli possa accordare una simpatia al principio. E qui, quale sia il motivo di no, è fatto, e dunque la gente sono qui da rete a scrivere, rispettando giustamente tutti questi questo processo narrativo che è stato studiato e fatto al di là di un particolare, che è tutto scritto in ogni particolare. Dunque, tu hai ragione. La sola fare che non era mica una critica che gli dici, perché mi piacciono anche a me questi film così, e i serie e tutti. Il Signore dei Anelli, e tutte le mitologie che hanno inventato, Game of Thrones, sono spropositi. Sono altre maniere di concepire, ne parleremo mica qui, ma Game of Thrones non concepisce mica una storia con un principio e una fine, ma un universo in cui parecchi luoghi dove si può entrare per uno o per l'altro, personaggi che non potremo vedere a capo di un momento o di un altro, prequel per andare a vedere ciò che si è passato, voilà. È una maniera di poter creare sempre. E dunque è tra ricco. No, la sola affare che gli volia mettere in opera qui sta lì tra i rituali che l'antropologia ha messo a giorno, i credenze popolari che non conosciamo noi, quelle credenze popolari e che si ritrovano nel mondo usano, e sta potenza di l'oralità a poter dare aperture così simboliche senza dare a descrizioni di ciò che è, di maniera che ognuno potesse creare il suo proprio personaggio. Voilà. Marchi ancora un libro, di sicuro, marchi anche la letteratura, marchi ancora tutto, ma all'orale, detto così, anche a radio, la radiofonia può avere la stessa affare, ma la radiofonia è scritta di noi e spesso è descrittiva di noi. Donc, allora è bello per un piacere poetico di sapere come era vissuta la persona, voilà, è un piacere poetico, voilà, una funzione poetica di sente veramente. Qui no, la funzione di avere orale così è di dare la possibilità a quello che sta a sentire di costruire il suo universo con ciò che lui ha in sé, la sua memoria, la sua esperienza, le sue abitudini, la sua famiglia. E questo è qualcosa che mi interessa da cercatore, diciamo. I suoi sogni, i suoi desideri, ma questi sono più o meno spartuti di noi. Ci lasciamo pigliare, ci lasciamo pigliare dell'incanto qui. Allora, c'è un'altra domanda di persona già affascinata? Perché io voglio quantunque arrivare a terra. Venimo di fare con stato, infatti, che noi siamo in un mondo che cambia. Io penso che può essere a chiusura, siamo in un mondo che cambia e tutto cambia. Se noi abbiamo, per esempio, lo sguardo che abbiamo noi in la macchia, non si assomiglia manca appena allo sguardo che abbiamo i nostri antichi in la macchia, non da chi vere. C'è due assi di lassi che esistevano al tempo di Roma, o di Comano e o Gardo, e poi dopo c'è l'altro asso che è quello che si passa nella terra e che fa parte di Aida. L'uomo nella terra attraversa una vola, siamo un piano vola, una vola di l'oralità, forse anche qui siamo a nostra parte di questa vola. Ecco. Ti lascio rispondere? No.
è un costato. Allora, per un smunge mica tutto l'interesse dietro stonde, io voleria dire, fa una domanda, non per capisce appena ciò che lei ha vola, perché qui si mettono dei contenuti, ma chi genere è a vola? Come corrisponde a ciò che spesso si chiama umido, che si chiama in francese le récit, le conte, o racconto, e ciò che si chiama leggenda. Io sono appena perso questi, diciamo, la ragionalità si è appena persa. Allora, volevo comunque... C'è da dire che tu aspetti la seconda tappa perché giustamente il prossimo episodio chiamato Masofori voilà, chi parla di questa affare qui, voilà, chi parla giustamente di un mito, una leggenda, a vola, mitos logos e tutti quanti, fabulari e fabuleux. Voilà. Dunque, vuole dire che infatti c'è una conclusione. Una chiama... Un pitch, se voi volete sapere a seguito di Avola e per chi si chiama Avola e chi vuole dire e sarà un discorso serio o sarà giustamente che bucci chi è sul discorso chi fondivo chi a tempo lebio e filosofico come per sapere per giocare non tai parole giustamente sarà l'occasione di dire una prossima con Marco Rigiveni di no? No, l'altro 9 ottobre donc sarà pas no ma qui c'è un diario che ha già o ciarbe di qui volia per finire volia lasciare quantunque un'altra prospettiva a ciò che tu vedi, a ciò che tu ci hai fatto vedere, scusa, e di ciò che non duiniamo di un lavoro, perché si di noi specialisti di i linguaggi noi, tu, mica solo di l'oralità tradizionale, ma ricordo che hai lavorato assai nell'informatica, nei media noi e hai anche pensato a un metodo a maritare, se lo si può dire, l'oralità tradizionale e l'oralità d'oggi. Allora, senza parlarne oggi, gli permette l'acqua in bocca a gente, o succio in bocca. Venite perché ne avete a sapere assai e avete a trovare di noi la possibilità, penso, in delle scienze che avete, di trovare sbocchi, in particolare sbocchi assai concreti. Ma ricordo di un progetto che tu chiamava Bodassi e che metteva in ballo, giusto appunto, elementi fulaggi. Allora, questa dunque la terza tappa fu la venita e questa giustamente si tratta di trasmissioni e passeremo giustamente dall'oralità, dai raccolti vati a giustamente forse i modi di trasmissione che si pone in Gina oggi con la traccia che noi abbiamo la possibilità di fare oggi e un'altra maniera anche di riflettere questa trasmissione qui posto che per di due parole quando ero studente andavo giustamente a cercare dritta manca come i miei compagni a registrare qualche vecchio, qualche sia che conosci una volta, un racconto, una maniera di fare e poi una volta che l'affare era registrato e tutto erano in scagnini, nei cosi e in un armadio e a venire all'armadio chi conosci i voli ma la gente no, la gente mica e dunque on coglie difficoltà a far passare questi racconti a metterli al servizio di tutti anche a Mediatek queste sono difficoltà tecniche non sono mica difficoltà politiche o altre ma la tecnica è così oggi ci siamo salvi giusti perché c'era un filo non era mica buono per uscreno e quasi non c'era mica viure perché per un filo si perdiamo un oscio. Voilà. Donc, ma
E dunque, ecco, dunque è vero che oggi è lo scopo, 25 anni fa il mio scopo era di andare a recuperare racconti, oggi sempre, il mondo degli studenti sempre andare a cercare ciò che si può trovare, ma il più importante oggi è di trasmettere. Perché oggi giustamente possiamo ritrovare una forma d'oralità, una forma di yoga, una forma di scenarizzazione transmediatica, per dire una parolaccia, per poter interessare ognuno e far entrare in un dispositivo appena più largo che la narrazione stessa, un pubblico che ha vinto di utilirci, conoscerà di nuovo a vola, perché si sarà interessato all'universo e dirà sta vola qui, e qui è qualcosa che ci piace il mondo, che gli faccio anche studenti, anche i dottoranti di noi, che lavorano in questa affare qui, da una parte o un'altra. Allora, se non c'è mica altre reazioni, Gerardo, grazie, Don Matteo, grazie, ci hai incantato, è stato, non abbiamo mica guardato l'ora, non sapevamo mica che ora è. Ah, bon, vabbè, dunque, affai dato. Dunque, grazie. Faida. Vabbè. Ma di parlare dici faida. Un chilogo? Ah, no, ma no, preferisco pensare che era un corso che non l'hai mai inteso. Conosci a Bada Bada, ma faida. Faida, no. No, fabulare. Ah, fabulare. Ah, d'accordo, faida. Ah, d'accordo. Fabulare. D'accordo. Ah, no, ho capito, che era parlare. Vabbè. Io vai dato. Io valutato, no? No, manca appena, faideremo un'altra volta. Vabbè. Ringraziati e complimenti. Grazie a voi tutti.